Sono Davide Faransis e oggi volevo parlarvi del libro che ho letto per il progetto Bill. Allora, il libro si chiama La ragazza che voleva raccontare l'inferno e parla di Ilaria Alpi, che era una reporter della RAI, che è stata uccisa nel 1994 in Somalia, insieme al suo cameraman Iriam Rovatin. Aveva 32 anni. Quando è stata uccisa stavano indagando su un traffico di armi e di rifiuti tossici che c'era fra l'Europa e la Somalia. Questo libro parla di Ilaria Alpi, che era la reporter della RAI, e una sua amica che si chiamava Jamila, che veniva dalla Somalia, che era un'immaginaria. Il 4 maggio 1996 partirono delle ricerche per scoprire cosa era successo a Ilaria Alpi. Un altro argomento trattato in questo libro è l'infabulazione. L'infabulazione è la mutazione genitale che veniva praticata e viene ancora oggi purtroppo praticata in certi stati dell'Africa. Io spesso mi chiedo perché ancora certe persone uccidano soltanto perché delle persone vogliono portare del giornalismo nel mondo e far capire cosa succede in uno stato. Davvero a volte penso che queste persone siano dei mostri. Sono Andrea, il compagno di Davide Faransis e oggi volevo raccontarvi di questo libro che abbiamo scelto per questo progetto che si intitola La ragazza che voleva raccontare l'inferno. Allora, il protagonista di questo libro è Ilaria Alpi e si racconta di questa giornalista che questo libro racconta di una storia di coraggio, speranza ed è una storia multietnica di indagini scomode e di paure profonde ed è una storia di donne, di sentimenti puri e di riscatto sociale. Io e il mio compagno avevamo preparato questi cubetti, 11 cubetti totali, 2 rossi che indicavano Ilaria Alpi e il suo cameraman e tutti gli altri blu, ovvero le persone che magari in quel momento gli stavano attorno. Allora, questo libro mi è piaciuto molto, è molto significativo perché per molte persone, secondo me, Ilaria Alpi è stato un esempio, visto che magari in quel momento si poteva trovare vicino a persone pericolose, però lei ha fatto finta di ignorarle e, e quindi non ha avuto paura magari di stare vicino a persone pericolose. Secondo me invece se ci, se ci fosse stato qualcun altro al suo posto magari si sarebbe spostato in un'altra zona oppure sarebbe magari anche scappato per paura. Invece lei è rimasta lì ignorando le persone. Questo libro mi è piaciuto molto, è una lettura facile e veloce. Una frase che mi ha colpito molto più che altro è la verità a volte fa male, che è una frase molto bella e significativa. Questo è fatto che è stato inaugurato da Alpi, giornalista italiana, morta nel 1994 in Somalia e dopo 25 anni dalla sua morte non si è scoperto ancora l'assassino che l'ha uccisa nel 1994 insieme a lei e il suo cameraman.